La mamma è sempre la mamma. Il nonno è sempre il nonno, la zia è sempre la zia, il politico è sempre una merda e così via. Al di là del fatto che può certamente sembrare banale e scontato, dietro quel detto si nasconde un grande significato. La mamma rappresenta in assoluto l'amore per i figli. Voi vi starete chiedendo perché il padre no? Non sto dicendo questo, ovviamente anche il padre vuole bene ai propri figli, e ci mancherebbe. Ma voi riuscireste mai a pensare ad una gravidanza affrontata da un uomo? L'uomo si sente già morire con 37 di febbre. Figuriamoci se dovesse affrontare 9 mesi di nausea, malesseri e perfino il parto. Uomini, mi dispiace, dobbiamo farcene una ragione, è così. Le mamme sono persone speciali, soprattutto quelle siciliane. Loro sono veggenti, riescono a sentire il pericolo anticipatamente. Mamma, io esco, vado a trovare un mio amico. Ma sto scendendo col motore? Sì, come sempre. Lascia stare, oggi portati la macchina. Non ne capisco il motivo e poi è tardi, fammene andare. Ti sto dicendo portati la macchina che mi sento che va a succedere qualche cosa. Mamma, finisci ogni volta con sta camurria, fammene andare. Pronto, mamma? Vedi che ho fatto un incidente qua dietro in via del Ricottari. Fai venire a papà. Oh, pedamati te l'avevo detto io! Chi è siciliano sa benissimo che non sto dicendo minchiate. Io, mio fratello e le mie sorelle abbiamo vissuto e conviviamo con il terrore che mia madre possa solo minimamente pensare qualcosa, perché sappiamo per certo che si avvererà. Sfortunatamente funziona solo con le cose negative, perché ho già provato un paio di volte a farle pensare a una mia ipotetica vincita al Super Enalotto. Oltre alla veggenza posseggono poteri paranormali, riescono ad interferire con gli agenti atmosferici. Mamma, io esco, a piedi, non ti preoccupare, non fare come l'altra volta che mi hai fatto fare l'incidente. Ah, meno male, portati l'ombrello. L'ombrello, mamma, è luglio, guarda solo che c'è fuori, me ne vado. Che ombrello. Vogliamo parlare di quando cerchiamo qualcosa? Io non so se vi è mai capitato, ma mia madre riesce a trovare cose anche dentro un cassetto vuoto. Mamma, dov'è il mio orologio? Nel cassetto del tuo comodino. Già ho guardato, anzi l'ho svuotato. Non c'è. Aspetta che vengo io. Non c'è? E chissà cos'è? Ma prima non c'era. Quando un figlio vive fuori per lavoro o per studio, la mamma siciliana sta sempre in pensiero, esclusivamente per un particolare. È sempre costantemente afflitta dal dubbio che suo figlio riesca a nutrirsi sufficientemente. Durante le chiamate gli interrogativi sono sempre gli stessi. Pronto? Ciao mamma! Ma che fai mangiato? Ti mando qualche cosa? Ti mando i cannoli? E quando torna a casa, pur non essendo vero, esclama sempre: Maria che sei fatto secco! Ma veramente sono ingrassato 5 kg. Quindi comincia a fuddarlo e lo fa tornare indietro che sembra l'omino della Michelin. La mamma è l'unica persona che ti amerà per sempre ed incondizionatamente. Dovremmo essere tutti più rispettosi nei confronti delle nostre mamme. Ammetto che anche io a volte non lo sono stato. Dovremmo essere più pazienti. Quando ci fanno arrabbiare dovremmo pensare a quante volte noi da piccoli le abbiamo fatte arrabbiare con le nostre marachelle. Quando con l'avanzare dell'età quest'ultime diventano simpaticamente rimbambite, piuttosto che alterarci, dovremmo ripensare quanto del loro tempo hanno perso per spiegarci e rispiegarci le cose da piccoli. Dovremmo dire più spesso alla nostra mamma quanto le vogliamo bene. Io non credo di averlo fatto spesso, forse per via del carattere, o forse perché lo ritengo sottointeso, ma voglio cogliere l'occasione di questo video per dirglielo pubblicamente. Mamma, ti voglio bene. Siciliani, fatemi sapere in un commento se avete rivisto le vostre mamme nel video, anche in minima parte. Per tutti gli altri abbiamo già detto che tutte le mamme sono speciali. Fatemi sapere la particolarità delle vostre indicandomi anche la regione. E il video è finito. Ma cosa vedo su questo schermo? È Giuseppe Ricordo.